Su Tiziano Terzani e Vicino Lontano soltanto dispute ideologiche. Una lettera di Maurizio Narcisi, pubblicata sul Messaggero Veneto il 1 giugno del 2019. Dalla cronaca delle ultime settimane è emerso che Tiziano Terzani, con Udine, c'entra un bel nulla, o per meglio dire, il festival Vicino Lontano, a lui dedicato e appena terminato col successo di sempre, non è di gradimento ai vertici comunali della città. Perché, come puntualizzato dall'assessore alla cultura Fabrizio Cigolat, il premio Terzani non promuoverebbe qualcosa di specifico e identificabile con la realtà udinese e fungerebbe in maniera marginale da traino per l'industria turistica. Mi fermo qui, poiché l'assessore si è spinto oltre, giudicando Terzani con termini che hanno offeso i suoi estimatori e la moglie, Angela Terzani, ancora in attesa delle scuse ufficiali. Ognuno è libero di avere una propria idea sull'argomento, ma il festival tratta tematiche sociali che appartengono alla sfera mondiale e Terzani era collegato alla storia con la S maiuscola, avendola egli documentata in prima linea, rischiando anche la propria vita. Articoli letti in ogni dove, e sicuramente anche a Udine e dintorni. Vorrei citare un pensiero di Terzani. Mi piaceva pensare che i problemi dell'umanità potessero essere risolti un giorno da una congiura di poeti. Un piccolo gruppo si prepara a prendere le sorti del mondo perché solo dei poeti, ormai, solo della gente che lascia il cuore volare è capace di pensare diversamente. Ed è questo di cui avremmo bisogno oggi. Pensare diversamente.